Qua siamo nella vallata di Isoricedus. Guardate cosa è successo al nuraghe Isoricedus 3. Incredibile, un crollo allucinante. E quello invece è il nuraghe Isoricedus 2. Questo qua è illuminato dal sole al tramonto. È il nuraghe Isoricedus 1. Tra questa collina il nuraghe de Sudumbu o Murtineddu. Ci ritroviamo qua per una delle consuete passeggiate al tramonto. Oggi volevo portarvi a vedere il nuraghe Isoricedus 1, principalmente perché è il più vicino alla strada, e il nuraghe Isoricedus 2 e 3, oltre al vicino Murtineddu de Sudumbu. Penso che il sole tramonterà a breve, quindi non ci sarà tempo per salire sino al nuraghe Sarku de Samudizzi. L'altro giorno abbiamo fatto, avete visto il video su nuraghe Serra Paulis, che ora inquadreremo dall'alto perché siamo saliti di parecchio, e praticamente abbiamo qua la situazione di quelli così chiamati nuraghi a cluster, da questa ricerca che abbiamo fatto. Insomma, il fatto che questi nuraghi siano tra loro raggruppati, e quindi in inglese cluster, in una ricerca che abbiamo fatto, pubblicato un po' di tempo fa, proprio partendo dal caso esempio dei nuraghi di Quartu Sant'Elena. Una situazione che abbiamo riscontrato anche in altri posti e che insomma penso sia meritevole di essere analizzata e forse di essere utilizzata come metodo per proprio lo studio e comunque tentare di dare una risposta al fatto del perché questi nuraghi siano così raggruppati. L'Iliu, come giustificazione a questi raggruppamenti, alla vicinanza anomala di alcuni nuraghi, ipotizzò che si trattassero degli antichi limes dei nuragici. Cioè il limes in epoca romana era praticamente la frontiera, cioè il limite in cui le popolazioni barbariche, ad esempio germani, celti, scoti, man mano che si ampliava l'impero ovviamente il limes si spostava, e Liliu ipotizza qualcosa di simile anche per i nuragici. La cosa che non torna con questo ragionamento è il fatto che il limes romano era proprio una linea di frontiera, mentre e quindi su già limiti naturali come i fiumi. In questo caso, ad esempio, la vicinanza di questi nuraghi tra loro, sono 3 nuraghi posti diciamo nel centro di questa vallata che è detta de Isoricedus. Tralasciando le questioni linguistiche, voglio farvi vedere come si supera la curva il nuraghe Isoricedus 1. Eccolo qua. Questa volta mi sono portato il cavalletto, quindi un po' le riprese sono migliori, e cerchiamo di arrivare sino al nuraghe. E questo è il colle di cui parlavamo nell'altro video, nuraghe Sarku de Saspina, e qua dietro potete vedere il nuraghe Serra Paulis, o almeno in questa collina il nuraghe Serra Paulis. In realtà si vede bene dal nuraghe Isoricedus. Qual è veramente la questione che interessa questi monumenti? Beh, anzitutto potete vedere quanto siano vicini tra loro. Questo che andiamo a inquadrare è il nuraghe Murtineddu de Sudumbu. Alla sinistra, questa squarrone che abbiamo qua, è il nuraghe Isoricedus. L'altra collina è il nuraghe Isoricedus 2, mentre quello più in basso, coperto dall'albero,
è il nuraghe Isoricedus 3, dove vedete il crollo avvenuto qualche anno fa che avevo ripreso in un video. Allora, la cosa particolare è anzitutto perché questi monumenti sono così vicini all'acqua. Non ha molto senso, perché ripeto, la teoria dell'Iliu prevedeva che fossero delle fortezze, no? Dei piccoli fortini posti a difesa di un limes, il che non ha un gran riscontro ormai, perché a seguito di tutta una serie di studi che sono stati fatti, penso alle ultime pubblicazioni uscite in questi anni, praticamente è ormai dato per assodato che i nuraghi non siano fortezze. Cioè sì, hanno queste mura che a noi potrebbero apparire come delle poderose fortificazioni, però in realtà non cingono un terreno, non sono poste come dire, come un castello medievale per proteggere una comunità, le greggi, eccetera eccetera. Sono posizionati in punti alti, ma questi punti alti non sempre hanno un ruolo strategico, anzi proprio si vede un interesse da parte di queste popolazioni nello stare vicino all'acqua, in fondovalle. Ad esempio qui siamo al centro di una vallata, tutto intorno ci sono colline molto più ampie che quelle sì formano un limite naturale, e soprattutto nel caso di questa località la presenza di un unico monumento al limite del confine naturale fa invece pensare che le diverse comunità nelle vallate volessero comunicare tra loro, magari con dei segnali luminosi, con del fuoco, chissà. La cosa importante è proprio questa, che allora i monumenti non sono qualcosa per dividere, ma sono qualcosa per unire. E adesso fermiamo un attimo il discorso, perché volevo mostrarvi la situazione di cui abbiamo parlato in un altro video, cioè di come i nuraghi siano impiantati su delle rocce filoniane, almeno in questa zona, delle apliti, si presume siano apliti, e potete vedere come qua in cima non si vede, ma c'è il nuraghe Murtineddu. Questo è uno scavo che è stato fatto per la strada, che ha intaccato le rocce filoniane, quindi queste rocce più dovute a un magma più fluido che si è infilato tra le spaccature delle rocce che invece stavano raffreddando molto più lentamente, e che infatti ha una tessitura diversa da quello delle rocce che gli stanno intorno. Questa viene definita aplite, altri tipi di rocce filoniane sono chiamate in altri modi, ad esempio il porfido, eccetera. Adesso andiamo direttamente al nuraghe Isoricedus 1, così vediamo da quel punto bene qual è la situazione. Anni fa, quando non erano presenti i cespugli, la situazione era molto più facilmente documentabile. Sono molto importanti alcune foto che sono state fatte ad esempio dallo Struglia negli anni lo Struglia scrive negli anni 90 circa, e nel 92 c'è la successiva riedizione del suo libro I nuraghi di Quarto Sant'Elena, dove praticamente aggiunge alcuni monumenti, di cui secondo me uno non è un nuraghe. Considerate che questo territorio è abbastanza conosciuto per gli studi che sono stati fatti sin dall'Azzeni, professor Enrico Azzeni, e poi si è aggiunto lo Struglia, altri appassionati come il gruppo del nuraghediana.it, e poi vabbè
presumo siano stati fatti altri studi, se non pubblicazioni, sul nuraghe Diana. E qua iniziamo a vedere un po' qual è la situazione. Ovviamente qua si conserva poco, a livello di strutture c'è veramente poco. Da questo lato, questo è il paramento esterno e questo è il poco che si può vedere all'interno della torre. Noi diciamo siamo qua nella parte più sicura. Questo è il lato che dà il nuraghe Zorigedus 2 al vicino di Zorigedus 3. Ricordiamo, qua sotto passa la strada, c'è il tunnel che poi esce laggiù dove ci sono i nuraghi del gruppo di Tuvumannu. Qua sotto è presente un vecchio cuile e potete vedere che praticamente, a parte qui che è un punto in cui si appoggiano spesso i rapaci, questa purtroppo questa deve essere crollata da poco, perché io ricordo che quella pietra era lì. Purtroppo le visite anche di persone non molto attente creano frane, smottamenti, pietre che cadono, eccetera. Comunque non salite mai sulle murature, o almeno se salite su una muratura che sia una muratura che non si muova. Potete vedere qua dove eravamo ieri, nel video dall'altra volta in realtà, il nuraghe Serra Paulis, proprio qui in cima. Il zoom non è un granché. La vallata che viene chiusa dal nuraghe Zorigedus 3, dove è presente questo crollo che abbiamo documentato in un altro video. Questo in realtà non è niente, cioè uno sperone roccioso. In realtà sarebbe stato più logico mettere lì il monumento, chissà perché non l'hanno messo lì. E questo è il nuraghe Sarku de Saspina, di cui abbiamo già parlato prima. Da qua non è possibile vedere il nuraghe detto Deis Paras, che è dietro questo collo. Nuraghe Murtinedu de Sudumbu, là dove c'è il valico Sarku de Samodizi, che mi stavo dimenticando nel video l'altra volta. In queste montagne, che sono le più alte e che danno sul versante con il nuraghe Tuvumannu, Palisteri, Callitas eccetera, sarebbe stato più logico metterlo qui un monumento. In realtà il monumento l'hanno messo qua, nuraghe Monte Akutsu, che non è la montagna o il colle più alto di quest'area. Qua non c'è niente, è presente un villaggio salendo alla montagna, diciamo, più alta che è quella, è un villaggio chissà di che periodo. Lassù dove c'è l'antenna e il nuraghe sono in realtà non proprio lì, però seguendo quel colle si arriva giù col nuraghe Cucureddus, dove sono invece queste antenne. Antenna 1 è più su diciamo Sperone o Cresta. Lì ci sono i nuraghi Sigientu de Bashu, che sta in basso, e Sigientu de Susu. Ora non so se sta registrando perché c'è un po' di vento, se si senta bene l'audio. E noi scendiamo un attimino. Qua ci troviamo nella parte del paramento a nord, e diciamo è quello meglio conservato. Adesso sarebbe interessante fare un paragone con la mia altezza per far vedere un po' quanto si conserva. Adesso. Qua volevo farvi vedere il perché i nuraghi in basalto in realtà sono meglio conservati di quelli in granito. In questo caso si vede qua come la roccia di questo concio in granito si stia sfaldando. Questo è un tipo di clastismo, si viene definito in geologia, che è molto comune in questo tipo di rocce. Guardate anche quell'altra laggiù, sta qui. Ovviamente, allora in queste accade di meno, forse sono state scelte apposta,
però la presenza di quando in quando di queste crea una certa serie di problemi. Si vede ad esempio qui come si stia proprio separando, quasi sfogliando, diciamo. E purtroppo questo è uno dei maggiori problemi di conservazione per i nuraghi in granito. È per questo che non sono molto ben conservati. Poi certo ci sono le eccezioni come il nuraghe orolio o detto anche madrone di Silanus, però altri, ad esempio soprattutto in Ogliastra, nella parte che dà sulla costa, ci sono quelli della Gallura e poi quelli del Sarrabus, che è questa zona. Però diciamo che se il nuraghe non è realizzato in un certo tipo di granito, raramente si conserva bene. E possiamo vedere qua la situazione geografica, diciamo a livello di comunicazione tra siti, in questa sorta di archeologia, potremmo definirla archeologia del paesaggio, adesso cercherò di indicarvi, come nell'altro sito, quali sono i nuraghi che si vedono. Ok, ovviamente iniziamo col nuraghe Murtinedu de Sudumbu, questo, che si vede, è in visuale, diciamo, con il nuraghe Sarcu de Samodizio e con il nuraghe Monte Accuzzu. Ovviamente noi ci troviamo su Isorigedus 1, che è in visuale con il nuraghe Isorigedus 2, il nuraghe Isorigedus 3 e il nuraghe Sarcu de Saspina. Non vediamo, come abbiamo già detto, il nuraghe di Spars, che è qua dietro. Non vediamo il nuraghe Capitana, non vediamo il nuraghe Ismeris, vediamo il nuraghe New Grovu, laggiù, su quella collina, e il nuraghe Serra Paulis. Si è sollevato il vento. Non vediamo il nuraghe Cucureddus, però vediamo i due Sigientus. E non vediamo, in realtà, non si vede il nuraghe cosiddetto Frapponti, che è dietro il colle di Serra Paulis, però vediamo il nuraghe Marcolino che è diciamo qua ai suoi piedi. Non vediamo il nuraghe Luas, non vediamo il nuraghe Saria, che è là sotto. Potrebbe anche vedersi magari un pezzettino, ma è difficile vederlo così. E poi non si vede il nuraghe Metao Brujao, non si vede il Sarcu de Scala, che forse non è neanche un nuraghe. Insomma, una situazione limitata sotto certi aspetti. Poi ovviamente guardando magari verso Flumini si potrà anche vedere il nuraghe su Vorti o Fortibeciu, però secondo me sono posizioni talmente tante lontane che non è neanche il caso di ragionarci, cioè fondamentalmente ogni nuraghe potrebbe vedersi con un altro nuraghe, ad esempio dove c'è la Sella del Diavolo, laggiù c'è il nuraghe Antigori, quindi il nuraghe Antigori sicuramente si vede col Capitana o con il più famoso nuraghe Diana, però il punto è che forse sono talmente tanto lontani che non ha neanche senso fare un ragionamento di intervisibilità. L'intervisibilità è interessante laddove i nuraghi sono in posizioni veramente vicine tra loro, ad esempio Serra Paulis, di cui abbiamo parlato l'altro giorno, che abbiamo filmato l'altro giorno, con una segnalazione luminosa può vedersi con il nuraghe Diana, che noi non vediamo, però noi vediamo il nuraghe Serra Paulis, quindi magari se il nuraghe Diana voleva segnalare qualcosa, magari l'arrivo di natanti, di naviganti, nella parte che noi non riusciamo a vedere, che è questa, dove vedete che il mare inizia da questa posizione in poi, la visuale, nello skyline. Quindi magari il nuraghe Diana poteva comunicare con il nuraghe New Grobu, Serra Paulis, e avvertire noi, diciamo con questo gioco di specchi, di riflesso, magari con dei segnali di fumo, insomma, proprio questa riflessione nelle diverse posizioni che stava accadendo qualcosa. Magari un attacco da una comunità nemica, non possiamo saperlo, o semplicemente il ritorno magari dei naviganti che ritornavano nella loro terra. Ad esempio adesso voi non lo vedete nello schermo, ma io vedo bene una nave che si sta avvicinando, che sta entrando nel Golfo degli Angeli. Quindi diciamo che questa
situazione che si può rilevare tra i diversi nuraghi è sicuramente degna di nota, è importante da studiare, bisogna conoscere bene il territorio, altrimenti non si sa dove sono i diversi monumenti, non si sa se quel nuraghe si vede con quell'altro. Ad esempio qua non potremo mai vedere il nuraghe Tuvumannu, che è qua dietro, ma anche il nuraghe Palisteri, Kallittas, eccetera eccetera. Non si vede neanche il nuraghe Capitana, quindi queste relazioni e le mancanze di relazioni visive sono importanti e probabilmente ci possono dire qualcosa di più da quelle che altrimenti sono semplici pietre. Spero che il video vi sia piaciuto, che abbiate trovato l'argomento interessante. Se siete interessati a ulteriori informazioni su nuraghi, su questa serie di studi di cui vi ho parlato, continuate a seguire il canale, seguiteci anche su Facebook. Questo è tutto da Alessandro Azzeni, spero che il video vi sia piaciuto e ci rivediamo presto. Caro saluto, ciao! Dimenticavo, se siete interessati a escursioni o a una chiacchierata in giro per monumenti o per apprezzare le bellezze naturalistiche della nostra isola, io sono guida escursionistica abilitata per la regione Sardegna, ho una laurea in scienze naturali, mi sono specializzato in archeologia preistorica a Ferrara e ho fondato l'associazione Impronte di Storia proprio per visitare questi monumenti, far conoscere la nostra cultura, i nostri beni archeologici e naturalistici. E niente, vi rimando su Facebook, ai vari canali, insomma, Impronte di Storia, il canale di YouTube, e un caro saluto e di nuovo a presto. Ciao!